Ben ritrovati con una nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura. Quest'oggi parleremo di PSR, Programma di Sviluppo Rurale Veneto, ma in particolare di un progetto, o meglio ancora di una pubblicazione che è stata realizzata nell'ambito del PSR. Il titolo Una terra da inventare, con un sottotitolo Il Veneto rurale in cammino, nuove generazioni, ambiente e innovazione. Abbiamo con noi il dottor Franco Contarin, che è il direttore dell'autorità di gestione FEAS e Foreste, quindi responsabile di tutto l'ambaradam che chiamiamo PSR. Grazie dottor Contarin per essere oggi qui con noi e passiamo, perché i minuti che abbiamo a disposizione non sono tanti, e quindi le chiedo immediatamente perché questa pubblicazione Una terra da inventare, cosa contiene di importante? Buongiorno a tutti e grazie di questa occasione, Renzo. Allora, sinteticamente la pubblicazione che come tu hai ricordato, rientra nell'ambito del cosiddetto piano di comunicazione del programma di sviluppo rurale, mira a raggiungere le persone che costituiscono sia il pubblico, diciamo così, generalista, ampio, i cittadini, sia anche gli agricoltori o comunque i soggetti, gli operatori potenzialmente interessati al programma, e media comunica loro in maniera, ci auspichiamo, più divulgativa, più agibile, con un linguaggio anche relativamente semplice, comunica loro alcune storie, alcuni esempi di più o meno giovani agricoltori, beneficiari del programma di sviluppo rurale, che hanno approcciato con i loro progetti alcune misure e che da questi sono stati selezionati e finanziati. È un tentativo appunto per spiegare, soprattutto alla cittadinanza più ampia, che diciamo così, la nostra agricoltura, il mondo rurale può riservare delle sorprese, si stacca da certe immagini, da certe visioni, da certi anche luoghi comuni, e per fornire e parla anche agli operatori professionali e fornisce appunto alcuni esempi di alcune situazioni in cui a fronte di realtà, di potenzialità difficili talvolta da scoprire, in realtà il genio, la fantasia, la creatività e l'assoluta competenza e voglia di investirsi di questi giovani è riuscita a trovare delle soluzioni di successo. Senta, immagino che nell'ambito del PSR voi avete visto veramente tanti progetti interessanti proposti. Con quale criterio poi sono stati selezionati questi presentati nella pubblicazione? Ma abbiamo effettivamente setacciato i circa 50.000, le circa 50.000 domande finanziate a oggi. Le abbiamo setacciate per ricavarne appunto i casi che vedete qui e un'altra decina che abbiamo a disposizione. Poi sono 100 le storie che si possono consultare nel sito del PSR e che in pillole raccontano sinteticamente vicende che in realtà meriterebbero molta più attenzione. Abbiamo cercato di cogliere alcuni aspetti legati all'innovazione, sicuramente, legati anche alla diversità di territori. Andiamo da situazioni che trovate rappresentate nella Bassa Veronese, a situazioni che trovate nelle isole della nostra laguna o nel contesto montano. Quindi anche tentiamo di comunicare che l'agricoltura sa valorizzare tutti i territori, che la capacità dell'uomo sa porre a frutto contesti talvolta anche molto difficili, molto impegnativi. Sì, a proposito di innovazione, uno dei progetti presentati in questa pubblicazione ha un nome, un titolo interessante: Piante in posa per risparmiare acqua. È un progetto, e proprio per questo abbiamo ospite la dottoressa Denise Vicino, che lavora per CET Electronics, un'azienda di Zenson di Piave, in provincia di Treviso, che ha curato un progetto davvero molto interessante nell'ambito di un gruppo operativo, Irivision,
Denise, buongiorno, lei in collegamento con noi, prima la vedeva, adesso non la vedo. C'è Denise? Buongiorno, sì. Eccola qua. Denise, buongiorno, buongiorno. Quindi il vostro progetto è stato selezionato ed è presente in questa pubblicazione che, ricordiamo, può essere scaricata dal sito del PSR Veneto. Denise, perché siete stati invitati a preparare questa scheda e quindi selezionati? Cosa ha di così importante il vostro progetto, che il titolo è davvero interessante, Piante in posa? Perché le piante sono in posa? Allora, le piante sono in posa perché vogliamo osservarle con un sistema di visione artificiale, sostanzialmente una speciale telecamera, che dovrà essere in grado, in maniera assolutamente automatica, di capire quelle che sono le esigenze idriche delle piante. Il sistema nel nostro progetto è sperimentato su vite e su kiwi. Sono due colture che abbiamo scelto come rappresentative un po' del nostro territorio e di quelle che sono, diciamo, anche le esigenze idriche più particolari che ci interessa studiare. La telecamera in sostanza si sostituisce a quello che dovrebbe essere l'occhio di un tecnico che normalmente va in campo ad osservare particolari segni di stress idrico che le piante possono mostrare. Quindi ci può portare degli esempi concreti per capire cosa fa questo strumento? Allora, fa diverse cose, sono diverse le misure che si possono estrarre dall'analisi delle immagini. Innanzitutto viene riconosciuta la chioma della pianta in modo tridimensionale, diciamo, e viene fatta una misura del volume fogliare. E questa è un'informazione molto importante perché la capacità di traspirazione dell'acqua dalle foglie, o meglio la quantità di acqua che traspira dalle foglie, dipende proprio dal volume della chioma della pianta. Quindi poter quantificare questa misura ci permette di calcolare in maniera più precisa quello che è l'indice di evapotranspirazione, un termine un po' tecnico che comunque è un elemento essenziale per calcolare le esigenze idriche delle piante. Altre cose che si possono vedere sono per esempio l'inclinazione delle foglie, che in alcune varietà di vite per esempio sono un sintomo precursore di stress idrico, oppure l'interruzione di crescita degli apici della pianta, un altro sintomo precursore di stress idrico, e infine viene misurata anche la temperatura media superficiale delle foglie, anche questa, secondo diversi studi, correlabile a stress idrico o situazioni di pre-stress idrico della pianta. Sarà un progetto o questo strumento che potrà diffondersi tra i coltivatori i viticoltori, i coltivatori di kiwi? Lo trova, immagino, sarà sicuramente uno strumento che li aiuterà? Beh, noi pensiamo assolutamente di sì. Questo progetto ci permette proprio di sperimentare in campo la tecnologia per capire proprio a livello operativo quanto possa essere utile agli agricoltori. Quindi questo tipo di progetti, anche grazie al finanziamento che abbiamo avuto dalla Regione, ci porterà proprio alla fine ad un prodotto concreto, pronto per l'utilizzo da parte degli agricoltori. La mia era una domanda provocatoria con risposta ovvia, ma volevo dire, com'è che voi adesso pensate di diffondere o distribuire o far conoscere questo vostro prodotto? Beh, allora a livello progettuale dobbiamo innanzitutto estrarre dei risultati con una buona validità scientifica. Siamo più o meno a metà del nostro percorso, abbiamo un anno circa di raccolta dati dalla tecnologia che abbiamo messo a punto e abbiamo sperimentato nelle varie aziende agricole partner di progetto. Quando avremo ufficializzato i risultati del progetto ci saranno ovviamente diversi canali di divulgazione che ci permetteranno di far conoscere questi risultati. Sono nostre partner diverse aziende agricole, vitivinicole anche importanti come le Rive, che è a capofila, Villa Sandi, Villa Giustiniani. Ci sono alcune aziende del consorzio APO, Associazione Produttori Ortofrutticoli della Marca Trevigiana, e infine il Consorzio di Bonifica Piave, che è un ente
per noi di riferimento importantissimo per capire anche come poi la gestione delle acque pubbliche potrà tenere conto di quelle che sono le esigenze delle singole aziende in un'ottica di risparmio idrico. Quindi anche attraverso questi canali diretti potremo far conoscere nella pratica i risultati del nostro progetto. Bene, grazie alla dottoressa Denise Vicino di CET Electronics di Zenson di Piave in provincia di Treviso per averci illustrato e presentato questo interessante progetto. Io richiamerei in gioco invece il dottor Contarin, ne approfitterei visto che oggi è con noi in linea, per chiedergli invece, visto che stiamo andando un po' a chiusura del PSR 2014-2020, vorrei capire, vi chiederei se ci fa un bilancio a questo punto del PSR Veneto che si sta concludendo. Certo Renzo, allora il bilancio in questo momento è quasi un bilancio, diciamo così, quasi definitivo, nel senso che al momento attuale abbiamo impegnato ben oltre il 95% delle risorse disponibili sul programma, il famoso 1.169 milioni di euro. Stiamo finanziando 50.000 domande, ovviamente ogni domanda ha un progetto dietro, un progetto aziendale. Stiamo uscendo con un ultimo bando che è già stato adottato in prima adozione, approvato in prima adozione dalla Giunta regionale del vaglio della Commissione consigliare competente. È un bando, l'ultimo bando del pacchetto giovani, quindi premio di insediamento e supporto agli investimenti per i nuovi giovani agricoltori. Sin qui la storia, è appunto un bilancio che chiudiamo in maniera direi positiva, sia per questi aspetti che ho citato, sia per il fatto che in questo momento praticamente di questi finanziamenti un'entità prossima al 70% è già stata liquidata nel corso di questi anni sui conti correnti dei beneficiari a seguito del rispetto degli impegni o del completamento dei progetti finanziati. Io vorrei chiedere anche, dottor Contarin, ormai a Bruxelles si sta discutendo, si sta definendo sempre meglio una nuova PAC e compresa la nuova politica di sviluppo rurale per il periodo post 2020 che poi sarà post 2021. La Regione Veneto come vede le discussioni e anche le proposte che sono ormai state messe nero su bianco dalle istituzioni europee? A causa del livello molto avanzato di realizzazione del programma, noi siamo molto preoccupati di questo proseguire delle discussioni. In questo momento, sinceramente, servirebbero non solo decisioni, ma addirittura documenti approvati. Il 1° gennaio 2021 il quadro legislativo che conosciamo cessa di esistere e per quanto ci riguarda cessano anche le risorse che abbiamo già programmato e utilizzato, come dicevo poc'anzi. Quindi guardiamo con una certa ansia al fatto che speriamo entro il 31 dicembre 2020 vengano approvati definitivamente il quadro finanziario pluriennale che reca con sé le risorse del bilancio europeo per il 21-27, che dovrà essere assegnato in quella sede agli Stati membri, nel nostro caso per quanto riguarda il FEAGA e il FEASR, e poi per quanto riguarda il FEASR dovrà essere ulteriormente ripartito a livello di singole regioni italiane. Guardiamo con apprensione perché questa approvazione porterà con sé anche un ulteriore regolamento che è il cosiddetto regolamento di estensione della PAC al 31 dicembre 2022, cioè fino al 31 dicembre 2022, stanti le proposte in discussione, l'attuale quadro di regole vivrà. E il nuovo quadro col nuovo piano strategico nazionale della PAC partirà dal 1° gennaio 2023. Ora, noi dovremo modificare il nostro PSR
per farlo vivere 2 anni in più, fino al 31 dicembre 2022. Questa modifica ovviamente presuppone la conoscenza delle regole di questa estensione, e ce ne sono alcune, di sensibilmente impattanti, e soprattutto della quota di risorse che ci verrà assegnata. Interessante un altro elemento, oltre alle risorse del quadro finanziario pluriennale, il FEASR e lo sviluppo rurale riceveranno soldi dal programma Next Generation EU, cioè una quota del Next Generation andrà a finanziare appunto la politica di sviluppo rurale. Sappiamo che a livello europeo è una quota di poco superiore agli 8 miliardi di euro, non conosciamo ancora l'attribuzione ai singoli stati e quindi il ribaltamento alle regioni. Bene. Grazie dottor Contarin, sicuramente ritorneremo su questi argomenti con la nostra trasmissione, sono argomenti che meritano, che devono essere compresi bene dagli agricoltori e quindi spiegati bene. Grazie ai nostri ospiti, oggi abbiamo parlato di PSR e della pubblicazione Una terra da inventare, che può essere scaricata dal sito internet del PSR Veneto, ma abbiamo parlato anche dello stato dell'attuale PSR e delle prospettive future, visto che si sta disegnando la futura PAC e il futuro sviluppo rurale, il programma di sviluppo rurale. Abbiamo accennato anche brevemente, fatto cenno ai fondi europei, che argomento, ricordo, ne approfitto per ricordare che venerdì 4 dicembre alle ore 18 sarà affrontato dall'Argav, l'Associazione regionale dei giornalisti agroalimentari, d'intesa con la Commissione europea. Ci sarà un webinar su Zoom dove parleremo proprio di queste cose dalle 18 alle 19:30, e quindi approfitto per ricordare questo interessante appuntamento aperto alla cittadinanza, organizzato dai giornalisti veneti. Dottor Contarin, grazie per essere stato Grazie qui a con voi. noi, grazie anche alla dottoressa Denise Vicino, e un arrivederci e alla prossima occasione. Buongiorno a tutti. Arrivederci.